Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati al nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati della settimana sportiva. Iniziamo questa nostra settimana sportiva con i risultati delle coppe europee. Infatti, tra le giornate di martedì e mercoledì si è giocata la Champions League. Il Milan ha finalmente ottenuto il suo primo punto in classifica, che purtroppo non servirà a molto, con un pareggio per 1-1 contro il Porto a San Siro. Mentre l'Inter ha ottenuto un'ottima vittoria esterna per 3-1 contro lo Sheriff. La Juve ha vinto in casa 4-2 contro lo Zenit San Pietroburgo e si è qualificata direttamente alla fase successiva. Nella prossima gara contro il Chelsea si giocherà la testa del girone. E infine abbiamo l'Atalanta. Atalanta che ha pareggiato 2-2 a Bergamo contro il Manchester United, un risultato che sa di beffa per la squadra bergamasca in quanto è stato raggiunto per un gol all'ultimo minuto di Cristiano Ronaldo. Passiamo ora all'Europa League. Nella giornata di giovedì hanno giocato il Napoli, che ha vinto 4-1 in Polonia contro il Legia Varsavia, una vittoria molto importante per la squadra napoletana che la proietta al primo posto nel girone. Pareggio invece esterno per 2-2 della Lazio contro il Marsiglia, mentre la Roma in Conference League ha pareggiato 2-2 contro la squadra norvegese del Bodo Glimt. Un pareggio che fa masticare amaro i tifosi romanisti, soprattutto perché arriva dopo la sconfitta per 6-1 in Norvegia. Si sperava in una bella reazione della squadra, che purtroppo non è arrivata e che anzi ha dovuto agguantare il pareggio in extremis. Passiamo ora alla giornata di Serie A. Sabato abbiamo avuto l'esonero dell'allenatore del Genoa Ballardini con la chiamata del nuovo allenatore che è Andriy Shevchenko, l'ex attaccante del Milan. Poi alle 18 si è giocata Juve-Fiorentina, finita con il punteggio di 1-0 per i bianconeri, una vittoria molto importante per la Juve, soprattutto per il modo in cui è arrivata, cioè con un gol al 91esimo di Juan Cuadrado. Fiorentina che purtroppo ha pagato l'essere rimasta in 10 nell'ultimo quarto d'ora. Nel sabato sera si è giocata anche Cagliari-Atalanta, che ha visto la vittoria dei bergamaschi per 2-1, vittoria atalantina importante per mantenere la scia delle altre e soprattutto vittoria che condanna il Cagliari all'ultimo posto in classifica. La domenica si è giocata Venezia-Roma, una partita sorprendente che ha visto il Venezia andare in vantaggio, la Roma ribaltare il risultato portandosi sul 2-1 e infine subire l'ennesima rimonta veneta con il risultato che si fissa sul 3-2. Roma molto in crisi con una vittoria soltanto nelle ultime 5 partite e che dovrà fare qualcosa. Le partite poi successive hanno visto il Napoli pareggiare 1-1 allo stadio Maradona contro l'Hellas Verona. Hellas Verona che è riuscito a resistere al pressing finale dei napoletani, soprattutto perché negli ultimi 5 minuti è rimasta in 9 giocatori, con ben 2 espulsioni. Sempre alle 18 si è giocato anche Lazio-Salernitana, partita che è terminata sul risultato di 3-0 con una convincente vittoria per gli uomini di Sarri. Ma arriviamo ora al big match di giornata e alla partita più attesa, perché la domenica sera si è giocato il derby della Madonnina, Milan-Inter. La partita è terminata sul risultato di 1-1, ma è stata molto avvincente. A passare in vantaggio è stata l'Inter, che ha beneficiato di un calcio di rigore per fallo di Kessie su Çalhanoğlu. Il giocatore milanista si è trascinato il pallone nella sua area di rigore pressato dai giocatori dell'Inter, perdendolo e poi commettendo il fallo da rigore. Rigore che è stato battuto dallo stesso Çalhanoğlu, che ha realizzato spiazzando il portiere milanista ed è andato a esultare sotto la curva sud dei tifosi milanisti con un gesto abbastanza provocatorio. La partita poi è proseguita con l'Inter che ha beneficiato di un altro calcio di rigore, questa volta per un bruttissimo intervento di Ballo Touré sull'italiano Darmian. Sul dischetto si è presentato l'argentino Lautaro Martinez, che però è stato ipnotizzato dal portiere del Milan, che ha fatto una grande parata ad una mano sul tiro angolato sulla sua destra dell'attaccante interista. Successivamente, e siamo soltanto al 18° minuto, è arrivato il pareggio del Milan su una punizione messa in mezzo da Tonali
è andato a staccare il difensore rossonero Tomori, che però non ha preso la palla ma ha ingannato il difensore interista De Vrij, che ha così colpito mandando la palla nella sua stessa porta. La partita è poi scivolata via con un sacco di grandi occasioni. L'Inter ha avuto l'occasione migliore sui piedi di Barella, il quale è andato a concludere con la porta sguarnita, ma il salvataggio sulla linea di Ballo Touré gli ha impedito di realizzare il gol del vantaggio. Passiamo così al secondo tempo. Nel secondo tempo ci sono state diverse buone occasioni per l'Inter, soprattutto con Arturo Vidal, il quale subentrato nella panchina ha potuto battere a rete, ma ha colpito ancora il difensore rossonero e su un secondo tentativo ha ricolpito il difensore rossonero. Forse anche il posizionamento dei difensori del Milan è stato molto buono, dato i molti tiri respinti. Negli ultimi 15 minuti di partita però la situazione si è un po' ribaltata, è stato il Milan a venire avanti ad attaccare. Da segnalare soprattutto il palo colpito da Saelemaekers, sulla cui ribattuta si è avventato Kessie, che a porta vuota ha calciato però fuori. Quindi il risultato di 1-1 si può dire che è giusto. L'Inter forse può recriminare un pochino di più perché le occasioni le ha avute e nitide, ma non è stata in grado di chiudere la partita. Il Milan rimane così in testa alla classifica, appaiato al Napoli, a 32 punti, mentre l'Inter rimane a 7 punti dalla coppia di testa. Si sono un pochino riavvicinate le altre, ma al quarto posto troviamo sempre l'Atalanta che ha ben 10 punti dalla testa alla classifica. Come promesso, ecco l'aggiornamento sul nostro tennista Jannik Sinner. Il giovane italiano purtroppo ha perso alla sua prima partita nel torneo di Parigi-Bercy contro un altro giovanissimo, lo spagnolo Alcaraz. Con questa sconfitta la possibilità di giocarsi le finals a Torino gli è preclusa, in quanto terminerà l'anno al 9° posto e i convocati saranno soltanto i primi 8. Probabilmente andrà comunque a Torino come prima riserva nel caso di qualche forfait di uno dei campioni che lo precedono. Il torneo è poi stato vinto da Novak Djokovic, il numero 1 al mondo, ha così mantenuto per il 7° anno la testa della classifica alla fine dell'anno e soprattutto ha avuto la sua rivincita contro il russo Daniil Medvedev, che l'aveva sconfitto allo US Open. E il serbo Djokovic ha però fatto segnare un nuovo record, infatti con questa vittoria ha vinto 37 Master 1000, come nessun altro nella storia del tennis. Vi ricordo che per questa settimana il campionato di Serie A sarà fermo, ma giocherà la nostra nazionale, che nella partita soprattutto contro la Svizzera si gioca la qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Noi, amici di Un Sorriso in Più, ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia.